Buonasera a tutti ragazzi, a parte diciamo il peggioramento su tutta l'Italia, anche se non proprio su tutta l'Italia, quindi a parte le piogge temporali, adesso ci sta una circolazione di eventi fortemente influenzata dal transito di un nella serata ci saranno dei eventi che si disporranno dai quadranti settentrionali con raffiche violente di maestrale, quindi sulla Sardegna occidentale e sul medio-basso Tirreno. Quindi su queste zone i mari si manterranno molto mossi o addirittura agitati. Quindi prestate molta attenzione ai forti venti da sud-ovest che soffieranno a tratti davvero impetuosi, quindi evitate le zone di mare ragazzi, perché il mare sarà molto agitato, quindi evitate di andare a vedere quanto il mare è agitato, anche perché sapete che succedono sempre tragedie a finale, quindi un'onda può prendersi l'auto e portarvi sott'acqua, quindi lasciate stare. Diciamo che questa intensa circolazione dei forti venti, a parte qualche temporale sparso di qua e di là, dovrebbe attenuarsi diciamo domani mattina, quando diciamo questo vortice di bassa pressione si allontanerà diciamo dall'Italia. Quindi diciamo per tutta a partire da stasera fino a domani mattina ci sarà questo forte vento, quindi massima attenzione ragazzi, perché il vento non è che sia pericoloso, però può esserlo. In effetti a volte pure qui è capitato che un cartellone pubblicitario volasse e colpisse qualcuno che guidava, quindi non è che il vento proprio danni non ne fa. A volte può sradicare alberi, far volare parecchie cose, quindi diciamo non è che è proprio innocuo, quindi se il vento è forte davvero si porta tutto. Ve lo garantisco io che noi montiamo casette di legno quando facciamo i mercatini e vi posso assicurare che ho visto volare una casetta, quindi una casetta piccola di legno se l'ha portata via il vento, quindi vi posso garantire che quando soffia, soffia. Quindi un giorno abbiamo montato una casetta di legno per, diciamo, il periodo natalizio. Ci hanno chiamato di notte che era volata via. Pensate un poco, l'abbiamo preso tutti i pezzi per strada. Quindi era ben ancorata a terra, però è volato da tutte le parti. Quindi diciamo che il vento. Ciao avvocatella, buona serata. Quindi massima attenzione a questo vento. Ciao Sofia. Quindi a parte che tra poche ore in effetti un po' dappertutto finirà questo, diciamo, questa giornata, diciamo, con piogge e temporali. In effetti ho visto il meteo più o meno verso le 10 e mezza, 11, tutta l'Italia sarà pulita in effetti, però rimarranno questi forti venti che fino a domani mattina ci faranno compagnia, quindi massima attenzione più o meno fino a domani mattina alle 10, poi da domani dovrebbe mettersi tutto a posto e quindi domani già è una giornata, diciamo così così, in effetti già sarà, secondo me domani non pioverà quasi da nessuna parte, da come si vedono le previsioni, qualche temporale ma nulla di più. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, poi faremo qualche altro video su qualche altra cosa. Volevo solo fare questa notizia un attimo di eventi forti che ci saranno, a parte diciamo la pioggia ancora in qualche località, quindi anche venti di burrasco, quindi raffiche ragazzi anche, sì sì sicuramente avvocate, fino a quasi 100 km, quindi massima attenzione ragazzi, perché tra poco il vento aumenterà, quindi da una parte è buono così uno mette la biancheria ad asciugare, quindi se non piove va bene per fare due lavatrici. Ciao a tutti, ciao Sofia, ciao avvocatella.